Amici bellini, non c'è da dormire, da riposare mai, non si può assolutamente fare perché siamo in vigilia di Roma-Napoli, perché Spalletti ha parlato, perché probabilmente in questo momento proprio parlerà anche Mourinho e magari ci darà ulteriori spunti, ma noi non possiamo aspettare perché, come dice Spalletti, noi pensiamo a noi, parliamo per noi, gli avversari noi dobbiamo rimbalzarli. Cominciamo. Martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, buongiorno, benvenuto Octavians, non so che tipo di lingua è, fammelo sapere, amico o amica bellina. Benvenuti a tutti i nuovi, bentornati a tutti quelli della prima ora, e andiamo ad affrontare un pochino questa conferenza. Ringrazio tutti gli altri canali YouTube che le postano, eccetera eccetera, anche se ovviamente quando le ascolti dalla radio ti perdi qualche passaggio. Per fortuna il Napoli l'ha postato sullo YouTube ufficiale loro e quindi ho potuto recuperare, perché ogni passaggio è fondamentale, signori miei. Ho ritrovato uno Spalletti molto più pimpante rispetto a quello che avevamo visto dopo la partita di Coppa, che mi è sembrato un pochino non dico giù di corda, ma insomma pensieroso, ma va bene, lo rivedo in grande forma. E si comincia col chiedere insomma sulla Roma, ovviamente molte domande verso l'avversario più che su di noi. Questa poi è un'altra cosa, che ci piacerebbe più sapere cose su di noi, come stanno, non dico sapere la formazione, ma avere degli indizi, ma insomma non è un problema. Ovviamente ci dice Spalletti che la Roma è uno di questi inquilini di quel famoso condominio lì di cui si è sempre parlato, ma Spalletti ce lo fa capire bene: quando si parla delle 7 sorelle non si parla di 7 squadre che puntano allo scudetto, si parla di 7 squadre che vogliono entrare in Champions, e poi si vede alla fine chi ha avuto più continuità per stare lì e per giocarsi le primissime posizioni. Quindi Spalletti è molto preciso sotto questo punto di vista e ci dice: Roma-Napoli è la mia partita, perché fa parte di quelle piazze importanti che lui ha allenato, e dice la Roma non sarà mai una mia nemica. E lui è molto affezionato a quello che ha fatto come esperienza a Roma, perché comunque ha fatto un gran calcio, lì si è vista proprio l'impronta di Spalletti, e quindi lui dice la Roma non è mai una mia nemica. Poi ci saranno vari passaggi sui fischi, perché ha anche un passaggio fantastico sulla fiction su Totti, una roba straordinario. Ma andiamo per ordine, altrimenti mi perdo delle cose, perché poi alcune volte poi si rimanda all'altra bolletta e vi siete dimenticati il like. Vedi? Capita, uno si è appena svegliato, fammi vedere il video di Valerio Frudo, capita di scordarsi il like, mettetelo un attimo. Benissimo. E quello che ho notato è che Spalletti ci ha tenuto molto a proprio quasi a contrapporsi alle dichiarazioni di Spalletti, di Mourinho, scusate, dove lui praticamente attacca fondamentalmente le seconde linee. Invece Spalletti ha proprio voluto dare una contrapposizione quasi all'opposto. Lui dice: lui osserva i comportamenti dei suoi giocatori anche nelle pause, anche da un passaggio, non solo durante gli allenamenti ma anche quando sono in pullman, i passaggi, le cose di cui discutono, i sorrisi eccetera eccetera, di quelli che giocano meno spesso. E lì è importante vedere uno spogliatoio unito che va avanti, e questo è importante, ragazzi, perché Spalletti studia tutto. Spalletti veramente non lascia nessun dettaglio così, non lo lascia correre e studia tutto. E quindi nelle parole di Spalletti lui, e anche noi lo abbiamo detto chiaramente, individua una strategia, perché Mourinho lo ha sempre fatto. Allora Mourinho ha cacciato fuori il peggio del peggio delle dichiarazioni, perché sono dichiarazioni gravi, e si è preso, come al solito, come sua abitudine, tutta la responsabilità, perché adesso nessuno ha parlato più della prestazione della Roma, insomma della gravità del risultato, ma si è concentrati tutti sulla gravità delle cose che ha detto Mourinho. Quindi in qualche modo lui attacca i suoi giocatori, sì, ma si prende tutta la ribalta, e quindi ci si concentra meno magari sugli errori della difesa, sui giocatori che hanno fatto meno bene, e si prende lui tutte le mazzate mediatiche, in modo tale che si prepara il trappolone e dice: ma loro non erano
così scarse, perché poi sì, c'erano delle riserve, ma riserve che comunque sono all'altezza di battere una squadra norvegese, se non scherziamo proprio. È lì che lui crea la cosa incredibile di cui tutti parlano. È ovvio che un Kumbulla non è un giocatore di Serie B, assolutamente no, però lo fa apposta, e quindi Mourinho, carta conosciuta, Spalletti lo sa, ha parole di grande, anche comunque di grande rispetto per Mourinho, dice che un allenatore è un top, io li studio gli allenatori più bravi di me. Mourinho eleva i campionati dove allena anche perché è un maestro di conferenze, e quindi vedi, perché proprio le cose che dice sono messaggi verso i propri giocatori, ma sono anche deviazioni nei confronti della stampa, e nei confronti della stampa ci fa divertire molto Spalletti, perché sulla domanda di Antonio Giordano dove ci chiede sei cambiato, perché poi questa è una domanda interessante, perché molti stanno dicendo Spalletti ha lavorato su se stesso, è migliorato anche lui nella comunicazione. Allora fa bene Antonio, dice ma sei effettivamente cambiato in questi 2 anni? E lui dice ma non lo so, come ero prima, ero nervoso, forse qualcuno dice che ero nervoso, no, la mia era simpatia selettiva. E ne ho parlato anche brevemente con Antonio Giordano, è quasi un richiamo al mutismo selettivo di un film di Checco Zalone. Praticamente Spalletti è straordinario perché non lascia niente al caso, studia tutto e c'ha la risposta pronta. Simpatia selettiva nei confronti poi di una stampa che, se vuole, e Spalletti proprio pam, cioè, statevi attenti perché io sono simpatico e tutto, però se cominciate ad attaccare la squadra in un certo modo per i vostri tornaconti personali, ascoltate bene giornalisti, così si ride, perché non sono più il simpaticone che avete visto fino adesso. Poi se volete attaccare me andate tranquilli, ma la squadra in un certo modo la dovete lasciare stare, perché altrimenti si ride. Poi Spalletti dice io sono feroce con me stesso, io vado a volto scoperto davanti allo specchio, quindi sono molto autocritico. Mourinho maestro di conferenze, lo abbiamo detto. I fischi, se i fischi romani arriveranno non me li merito perché ho dato tutto me stesso. Alla Roma, e c'è anche il passaggio in cui Spalletti dice io adesso sono tutto del Napoli, ma la Roma non sarà mai una mia nemica, e va bene così. Dopodiché c'è il passaggio anche sulle parole di Sabatini, che ha detto io in questo momento preferirei Osimhen addirittura a Mbappé, e Spalletti lo conferma, dice anche io sono d'accordo con queste cose, ma non solo in questo momento, io sempre sceglierei sceglierei Osimhen al posto di Mbappé. Ovviamente è una frase forte che serve per dare fiducia al ragazzo, ma non dobbiamo mettere pressioni assolutamente, anche perché sennò se lo comprano subito, e invece no, lasciamo che il Real Madrid abbia gli occhi puntati su Mbappé e non su Osimhen, che poi sia più forte di Mbappé si vedrà a fine carriera, non credo non credo, se vogliamo, ma ci teniamo comunque il titolo Osimhen meglio di Mbappé. Come deve affrontare il Napoli questa Roma? Bisogna essere rimbalzanti, reattivi, perché Spalletti ci dice la Roma è molto simile a noi per soluzioni d'attacco, ci cita Mkhitaryan, ci cita ovviamente anche gli strappi di Zaniolo, ci cita Pellegrini che si inserisce bene, non dimentichiamo El Shaarawy, non dimentichiamo Abraham che fa più o meno il gioco che può fare Osimhen, può andare all'interno ma può venire anche a dialogare con i compagni. Insomma è una partita veramente tosta tra due squadre, uno scontro diretto tra due squadre che ambiscono a quel posto Champions. Il 6-1 Spalletti dice male per noi, nel senso io avrei preferito che non avessero perso quella partita così malamente. E poi per quanto riguarda Osimhen, cosa può dare in questa partita? Non solo in questa partita, Osimhen può dare tanto in tutte le partite. Quello che piace a Spalletti in questo caso è che Osimhen studia in allenamento delle cose, poi le prova, perché non basta poi studiarle, le devi provare in partita, e poi ci riesce perché sta migliorando su quelle cose che magari lui considerava meno importanti e che adesso si sta mettendo in pratica, veramente importante. La mia partita non è un nemico, bla bla bla, imporre il gioco, perché per le famose trappole che una squadra che vince tutte le partite, questa domanda ritorna più o meno da tutte le parti, più vinci e più devi essere affamato, però ti tenderanno delle trappole. Come si fa le trappole? Si fa che devi imporre di più il gioco, non devi essere tu ad aspettare, non devi fare il passeggero.
Perché vi spiega questa cosa? Vi spiego io come l'ho intuita. Se fai il passeggero devi mettere in pratica quelle altre cose che il Napoli ha meno nelle sue corde, il rincorrere gli avversari, l'andare a contrasto, se fai il passeggero, specialmente contro una squadra forte come la Roma. E adesso noi vedremo una partita probabilmente diversa dalle altre, perché noi abbiamo affrontato una grande Juventus, abbiamo affrontato un Leicester, però la Juventus non era in grande forma, il Leicester è una partita europea quindi leggermente diversa. Adesso noi vedremo contro una squadra che tecnicamente ci sta come il Napoli decide di affrontarla. Se fai il passeggero devi metterci dentro le cose che non hai come tue caratteristiche, se invece la guidi tu la partita ci sono meno trappole di cui preoccuparsi. E poi ci cita anche che ovviamente venendo da una partita giocata poco tempo fa, gli ultimi 20 minuti sono stati preparati bene, quindi qua ci riporta un altro discorso che vi avevo fatto qualche giorno fa della pazienza, perché poi con i 5 cambi se tu sfrutti i primi 11 per sfiancare l'avversario, poi quelli che entrano hanno più possibilità di trovare un avversario stanco, un avversario che perde un pochino le distanze tra i reparti e le distanze con le marcature con i tuoi giocatori stessi, e quindi quelli che entrano possono sfruttare il lavoraccio fatto da quelli all'inizio. Quindi per questo nessuno deve sentirsi meno titolare oppure il problema di giocare dopo così, anzi può andare anche meglio, perché quelli che sono entrati e che non sono partiti titolari poi hanno spaccato la partita, vedi Politano, vedi lo stesso Osimhen, insomma è una condizione in cui tutti i giocatori della rosa, e qui proprio c'è la contrapposizione sulle dichiarazioni di Mourinho, che però vi ripeto sono fatte ad arte per spostare l'attenzione. Mourinho questo fa. E poi ragazzi, il passaggio su Totti è una roba straordinaria, è l'ultima cosa che ci siamo conservati qua alla fine. Dice: io per Totti ho fatto cose che non ho fatto per nessun giocatore, è probabilmente il giocatore più forte che ho allenato, e quindi non è Koulibaly il giocatore più forte che ha allenato, è Totti, ma non c'è dubbio, almeno tecnicamente. Dice uno forse dei più forti della nostra era calcistica, quindi leviamo da mezzo Maradona ovviamente e gli altri, però dice: ma se tu poi fai come l'avresti riscritta quella cosa della fiction eccetera eccetera, lui dice: io non vi voglio spoilerare la fiction che poi farò io, che girerò io. Ma è straordinario che ci dà già il titolo. Dice: speriamo di morire tutti dopo, in contrapposizione allo speriamo de morì prima, speravo de morì prima del capitano storico della Roma. Signori miei, se mi sono dimenticato qualcosa non è colpa mia, è colpa del fuso orario che mi permette insomma di perdermi le cose, poi mi devo svegliare, la devo recuperare, poi voglio essere sul pezzo e postarvi il video subito. Voi mi farete sapere nei commenti tutte le cose belline che dirà Mourinho, anche perché in questo momento sta parlato, sono sicuro che tra di voi ci sarà chi ascolterà anche la convocazione. Ma vuoi finire? E quando uno si sveglia e deve subito trovare i termini in italiano non si trovano, ho tutta la testa inglese ancora. Mi fate sapere voi se mi sono dimenticato qualcosa di Spalletti, se Mourinho ci darà qualche altro spunto. Possiamo ipotizzare una formazione ma proprio al volo, ma la faccio così proprio senza problemi, rumori che ma proprio io me ne devo andare, io devo trovare, io cambio strumento, a me mi ci vuole un bambino, un ragazzino, un ragazzo, ma posso affrontare certe spese io. Spina in porta. Allora andiamo subito, facciamo un Brabham veloce, Brabham così, dove ce ne mettiamo? Io metto Spina in porta, poi magari potrei sbagliare. L'ultima formazione l'abbiamo beccata 11 su 11, non c'è dubbio su Di Lorenzo, non c'è dubbio su Rachmani, anche perché pare che Manolas lo perdiamo per parecchio tempo, e non c'è dubbio su K2, perché non c'è dubbio. Non credo ci siano dubbi sul ritorno di Mario Rui sulla fascia sinistra, e fin qui ci siamo. Potrebbe tornare Fabian dal primo minuto e non credo ci siano dubbi. Anghissà, ci metto un Demme qui giusto perché secondo me Anghissà poteva riposare un pochino, secondo me ci sta ragionando Spalletti al riguardo, e quindi Fabian Demme potrebbe essere una soluzione. Da questa parte il ritorno di Zielinski lo consideriamo, visto che se l'era conservato apposta. Insigne
sulla sua fascia di competenza, Osimhen torna titolare qui e qua il solito ballottaggio. Politano, sappiamo, cuore Roma, tifosissimo della Roma, che anche l'anno scorso nel famoso 4-0 del Napoli al Maradona, dopo insomma quello che era successo di Maradona, partita incredibile, proprio talloni telecomandati dall'alto, dal dio del calcio. Politano fece un gol praticamente con dribbling, gol di sinistra, una roba straordinaria. Quindi posso immaginare questa situazione qua, sempre il ballottaggio con Lozano, qui ci potrebbe essere il solito ballottaggio con Elmas o addirittura Mertens, se proprio il Napoli vuole decidere di fare una cosa incredibile, boom, direttamente ci metti Mertens qua, parti con quella cosa, voglio comandare la partita anche in trasferta, così, non lo so, ma insomma questi sono quei 13-14 giocatori che faranno parte della gara. Poi dopo ovviamente nei secondi tempi c'è modo di cambiare le cose in corsa e di divertirci. Noi faremo la reaction registrata e poi andremo live subito dopo, domani, per la partita, per i commenti post partita. È una partita importante perché è uno scontro diretto, basta con questa storia degli esami, adesso l'esame del Napoli, questa è la partita. Tutte le partite, ragazzi, saranno importanti per poi fare la somma dei punti e delle prestazioni che uno avrà fatto prima del girone d'andata, e vediamo un pochino che tipo di Napoli andrà a giocare contro la Roma di questo Mourinho che parla, nasconde le cose, è un top allenatore. Bisogna veramente stare con tanto di occhi aperti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fate tutte le cose belline che io devo andare a faticare, però senza problemi. Noi non è che ci perdiamo in chiacchiere, noi facciamo tutte le cose che dobbiamo fare calcisticamente, musicalmente. Messico 86, vai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.